Cari fratelli, care sorelle, cari simpatizzanti, cari amici delle comunità di Vittorio Veneto e Pieve di Cadore, pace del Signore a tutti. Grazie a Dio ancora il Signore è buono e ci regala questo momento da poter condividere insieme in modo virtuale, come uso dire solitamente, anche se non siamo fisicamente insieme, presenti, vicini. Pure questi mezzi, i social e così via, internet, ci aiutano a comunicare, a stare comunque in contatto. Gloria a Dio, volevo condividere con voi un passo della parola del Signore. La troviamo scritta in Luca capitolo 22 dal versetto 39. Ci racconta questo passo di un momento particolarmente difficile vissuto da Gesù prima di essere arrestato, prima di morire, e ha voluto condividere questo suo momento particolarmente triste con i suoi discepoli. Leggiamo questo passo, Luca 22, dal verso 39 fino al verso 46. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate di non entrare in tentazione». Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza, e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione». Sono gli ultimi momenti che Gesù trascorre, tra virgolette, da uomo libero, no? Prima di essere arrestato e prima di affrontare quello che doveva affrontare, in quanto uomo si rifugiò nella preghiera. Chiese aiuto anche ai suoi discepoli. Altrove è scritto: «Pregate con me». Si staccò da loro, giunsero in questo luogo come era solito andare a pregare, era il Monte degli Ulivi. I discepoli lo seguirono e subito, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: «Pregate di non entrare in tentazione». Dà questo consiglio ai suoi discepoli. Lui stava pregando per quello che lo aspettava dopo, e in quanto uomo lui stesso stava combattendo una tentazione, che era quella di fuggire da quello che lo aspettava. Rivolgendo ai suoi discepoli da questo consiglio: «Pregate di non entrare in tentazione». Si staccò da loro circa un sasso e, postosi in ginocchio, pregò il Padre. Quale fu la sua preghiera? «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». In quanto uomo, Gesù sapeva il dolore che stava per subire, era profondamente angosciato. «Se vuoi, allontana da me questo calice di amarezza, di dolore, di sofferenza». Però si sottomette alla volontà del Padre. La sua preghiera non finisce lì, ma continua
e dice: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E proprio in quel momento gli appare un angelo dal cielo per rafforzarlo. Gloria a Dio, perché il Padre, come ha aiutato il suo figliolo Gesù Cristo, nella difficoltà più grande e più estrema, così è capace di aiutare anche ciascuno di noi, anche te e me, se ci rivolgiamo a Lui con sincerità, come un figlio si rivolge al Padre. E quando siamo disposti anche all'ubbidienza, certamente il Signore non mancherà, come ha rafforzato il suo figliuolo, in quanto uomo, perché Gesù era vero uomo e vero Dio. In quel momento, nel suo essere uomo, sapeva che doveva patire tutte le sofferenze che poi ha patito. Fratelli, sorelle, amici, cari nel Signore, a nessuno piace la sofferenza, a nessuno piace sopportare il dolore, anche quello fisico, ma c'è un dolore anche interiore che consuma l'anima, ci consuma dal di dentro. Alleluia, il Signore sa aiutarci in ogni dolore, in ogni sofferenza interiore, in ogni agonia, e sa darci ancora la forza per superare ogni ostacolo. Dio ci dia grazia di essere veri uomini, di non fuggire davanti alle difficoltà, ma di affrontarli, di volerli affrontare non da soli, ma con l'aiuto del Padre, con l'aiuto di Dio. Gloria al Signore. Gesù ha dimostrato di essere vero uomo, oltre che essere vero Dio, vero uomo, perché non si è tirato indietro. Molti sarebbero scappati. Aveva il potere di fare tutto quello che voleva, poteva in un batter d'occhio uccidere delle persone, eliminare, mandare un fulmine dal cielo per fare in modo che non lo arrestassero e così via, ma liberandosi da quel momento, ma pure si è sottomesso alla volontà del Padre, sapendo che era stato mandato dal Padre proprio per compiere la volontà del Padre. E grazie a Dio per l'ubbidienza di Gesù Cristo, io e te siamo stati liberati dal peccato, egli ha vinto la morte. Alleluia. Dio ha dato a Gesù il nome più bello, il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E nel nome di Gesù, alleluia, c'è guarigione, nel nome di Gesù c'è liberazione, nel nome di Gesù le catene vengono spezzate, proprio per questa sua vittoria, per questo suo sacrificio. Alleluia, ci ha liberati, ha spezzato le catene, ha vinto la morte. Gloria a Dio. Quindi gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Il padre non lasciò solo il figlio. Era un momento difficile ed essendo in agonia, leggiamo, egli pregava ancora più intensamente. Rifugiamoci nella preghiera, è il momento di pregare il Signore e di pregarlo ancora più intensamente. Nel suo essere uomo leggiamo nella scrittura che il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Tanto era il combattimento interiore, tanto era la sofferenza che stava patendo il nostro Signore, ed era solo l'inizio di quello che poi fisicamente, interiormente doveva poi sopportare. Ha sopportato il vituperio, l'offesa, ha sopportato gli sputi, le frustate, ha sopportato ogni genere di umiliazione e di sofferenza. Alleluia. Però, dopo aver pregato, ecco, qualcosa cambia in Gesù. Dopo aver pregato, si alzò. Ecco che ritrova la forza, quella forza che il Padre gli ha dato in quel momento per andare avanti nel suo compito e affrontare la croce. Ma ancora si rivolge ai suoi discepoli con una parola importante. Gloria a Dio. Il Signore
ha sempre una parola per noi, come Chiesa, come credenti, anche in modo individuale. Il Signore ti parla, ci parla, e li trovò addormentati i suoi discepoli e rivolge loro questa parola: perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Gloria a Dio. Il rischio è quello di dormire, specialmente in questi momenti dove non c'è l'appuntamento con la comunità, con il culto, e spesse volte come pastori ci troviamo a richiamare anche i credenti ad essere più presenti ai culti. A volte si viene, non si viene, si è poco assidui, abbiamo sicuramente tante scuse, gli impegni, il lavoro, le difficoltà, ma Dio ci dia grazia di saper rinunciare a tutto e trovare la forza di riunirci per pregare il Signore. Alleluia. Certamente io credo che i locali di culto si apriranno presto. So che il Signore interverrà, ci libererà da questa sofferenza, da questa privazione, da questo coronavirus, perché stiamo pregando e ancora pregheremo ancora il Signore domenica, consacreremo la giornata intera in preghiera. Quindi vi invito a pregare il Signore intensamente, tutti quanti, anche dalle proprie case. Possiamo anche digiunare tutto il giorno, pregare. Gloria a Dio, stiamo in comunione con il Signore, perché è proprio in preghiera che si vincono le battaglie. Gloria al Signore. Quindi questa parola che Gesù dice ai Suoi discepoli: non dormite. Perché dormite? La dice ancora oggi alla Chiesa: non dormite, non è tempo di dormire. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere svegli. Il ritorno del Signore è prossimo, Gesù sta per tornare. Alleluia, noi vogliamo essere svegli, pronti, affinché quando Lui torna, alleluia, noi possiamo essere pronti ad essere portati con Lui nel cielo. Gloria al Signore. Quindi alzatevi e pregate. Alziamoci e preghiamo. A volte questo alzarsi, questa parola è importante sentircela dire, perché non è la posizione a volte fisica, ma spiritualmente. Alzatevi, alziamoci spiritualmente. Se siamo caduti, rialziamo ancora il nostro sguardo, alziamoci, confidiamo nel Signore, leviamo la nostra preghiera a Dio e il Signore certamente interverrà. Come ha rafforzato il suo figliolo Gesù, così rafforzerà ciascuno di noi. Noi non abbiamo forza, ma chiediamo forza al Signore per andare avanti e combattere nella preghiera. Dio ci benedica, pace del Signore a tutti. Alleluia.